ringrazio per la partecipazione e sono molto contenta di ritrovarci qua per l'evento finale del progetto europeo City Circle, Centri di Economia Circolare dell'Europa Centrale. Questo è un progetto europeo finanziato dal programma Interreg Central Europe con la precedente programmazione 14-20 e che vede coinvolto il Comune di Udine e APE, l'Agenzia per l'Energia Friuli Venezia Giulia, con altri partner dell'Europa quindi centrale, quindi Austria, Slovacchia, Germania e Slovenia. E il progetto ha come obiettivo quello di introdurre un sistema di economia circolare nelle città partner del progetto, quindi economia circolare che si oppone al vecchio modello economico di prendi, produci e smaltisci, con invece un sistema economico rigenerativo nel quale vengono massimizzati il riuso, la riparazione, il riciclo delle risorse, quindi nell'ottica del Green Deal promosso dall'Unione Europea e che prevede, oltre alle azioni per usare efficientemente le nostre risorse, anche la creazione di nuove tecnologie, nuovi modelli di business per rendere le nostre città dei luoghi migliori in cui vivere, in cui lavorare, passando a un'economia pulita, circolare, come opportunità di sviluppo sostenibile. E questo progetto quindi ha visto anche la realizzazione, per quanto riguarda l'attività del Comune di Udine, di una serie di incontri, cicli formativi indirizzati ai cittadini, alla pubblica amministrazione e ai professionisti, e anche ha finanziato lo studio di fattibilità che riguarda il ciclo dei rifiuti e dell'acqua, una ricerca che però verrà dopo successivamente spiegata dalla professoressa Simeoni dell'Università degli Studi di Udine. Tutto ciò però non sarebbe mai accaduto senza il contributo da parte di tutti quanti voi, soggetti chiave del nostro contesto territoriale, e mi riferisco in particolare a CAF, NET, Udine Mercati, l'Ordine degli Architetti, l'Università degli Studi di Udine e Federconsumatori. Quindi la vostra collaborazione, la vostra professionalità è stata un volano importante per portare avanti questi incontri formativi, informativi, sensibilizzare soprattutto i cittadini. Quindi l'augurio è anche con la nuova programmazione ormai alle porte, la 21-27, si possono creare le condizioni per continuare a creare queste attività e crescere anche, rafforzare questo tipo di partenariato e portare avanti soprattutto questi temi che ormai sono all'ordine del giorno. Io ringrazio per la partecipazione il Sindaco, a cui do la parola per un saluto e dopo successivamente al Rettore. Grazie. Grazie Assessore Manzan. Io sono contento di essere qui anche perché questi argomenti sono di grandissima attualità. Adesso magari hanno, secondo l'ottica di qualcuno, un'involuzione, nel senso che ad esempio la centrale di Monfalcone ha ripreso a produrre utilizzando carbone, cosa che era stata deciso oramai da tanti paesi di mettere al bando. Invece la carenza di materie prime, soprattutto di fonti energetiche che non siano solo il gas, metano, sta portando a ripensare molte cose. Speriamo non troppe, perché il rischio di compromettere l'ambiente, in questo caso l'atmosfera della Terra, è molto grande, quindi il problema è ancora reale. Non è che l'inquinamento globale, o perlomeno la forte presenza di anidride carbonica nella nostra atmosfera, stia venendo meno, anzi rischia di aumentare ancora di più con tutte le ripercussioni che tutti noi sappiamo. Diceva l'assessore cosa abbiamo fatto? Qualcosa abbiamo fatto insieme alla NET e al CAFC. Saluto la Presidente della NET che è qui stasera con noi, e utilizzando l'esperienza e soprattutto le conoscenze dell'università, della nostra università, e saluto il nostro magnifico Rettore che è qui oggi, stasera, a parlare di questi temi. C'è un altro grosso progetto su cui non siamo ancora riusciti, anche se abbiamo i soldi, magnifico Rettore, che riguarda un altro mega progetto: utilizzare l'acqua calda delle acciaierie che sono presenti sul nostro territorio. C'è un progetto molto importante che riguarda l'ABS. L'ABS è ai confini, anzi è una parte dentro la città, il territorio comunale di Udine, e quindi ai nostri confini,
e c'è uno studio fatto da un ex docente universitario della nostra università che prevedeva proprio di utilizzare l'acqua calda che deriva dal processo produttivo dell'ABS e portarla nella città di Udine a scaldare in pratica appartamenti, opifici e tante altre realtà. Tra l'altro il Comune di Udine già utilizza la centrale termica dell'ospedale civile, le scuole ad esempio del polo scolastico di Viale Leonardo da Vinci sono alimentate proprio da questa centrale che porta l'acqua calda per il riscaldamento. Quindi ci sono già degli esempi presenti in città, ma altri senz'altro ne dobbiamo trovare e questo sarebbe secondo me il più ambito, anche uno dei primi, che potrebbe lanciare anche la stessa ABS, quindi tra virgolette Danieli, che vedete è un'azienda fortemente orientata al green. Oggi, notizia di oggi, ha avuto una commessa da 650 milioni di dollari dagli Stati Uniti per realizzare degli impianti che siano il meno impattanti possibili rispetto alla situazione attuale dei concorrenti. Quindi abbiamo la fortuna di avere a casa nostra qualcuno che già progetta ed è pronto a queste sfide importanti. Quello che abbiamo fatto noi magari sono cose un po' più piccole, però sono significative. Guardo qui l'amico direttore dell'APE che è stato antesignano su queste cose. Adesso si parla tutti del cappotto, no, termico che tutti stanno mettendo nelle proprie abitazioni, nei palazzi. Ma loro ancora 10 anni fa avevano predicato questo, stavano predicando queste cose dicendo che con determinate misure si riesce a risparmiare molto, si riesce a consumare meno energia per riscaldare e per raffreddare ed è la regola di Casa Clima che certifica insomma questa strada. Noi come Comune di Udine abbiamo sposato questa loro tesi e cerchiamo insomma di seguire i loro insegnamenti perché penso che ancora oggi sia, anzi sempre più, la strada vincente per risparmiare e per non sprecare energia. Mi fermo qui ringraziando perché qui vedo veramente un pubblico insomma, molto qualificato e molto importante per questo incontro di stasera e lasciamo la parola al magnifico Rettore che ci onora della sua presenza. Grazie Assessore, grazie Sindaco. Insomma, è un piacere per me, poi fra l'altro io sono uno che rappresento uno dei partner di questa bella iniziativa. Certo, il Sindaco ha introdotto dei temi piuttosto importanti riguardo alla eventuale diciamo, deviazione rispetto a obiettivi primigeni determinati dagli ultimi eventi. Ma evidentemente bisognerà che ci sia un ripensamento o quantomeno una considerazione sempre più ampia di quelli che possono essere gli scenari energetici in condizioni anche particolari. Adesso dopo la pandemia, la guerra, non so, probabilmente le cavallette, ma sicuramente c'è quello che è fondamentale che si abbia tutti la consapevolezza che poi l'energia non viene generata senza costo, senza spesa, che sia ambientale o economico. Quindi io credo che progetti di questo tipo, a cui noi insomma, diamo spazio già da qualche tempo, che riguardano energia e sostenibilità, poi insomma alcuni dei partner che sono stati citati, CAFC, APE e la NET, insomma sono partner con cui abbiamo una serie di collaborazioni importanti che vadano nel senso proprio di creare questo tipo di attività. Si parlava di formazione, si parlava di divulgazione, si parlava di ricerca, insomma quando si parla dell'università le 3 missioni sono didattica, ricerca, terza missione, cioè divulgazione, quindi qui ci sta dentro tutto. Quindi io sono veramente soddisfatto di questa
iniziativa, soprattutto se questa crea poi diciamo, l'opportunità, la base per future anche approfondimenti e discussioni, anche considerando quella che potrebbe essere la necessità di una resilienza energetica, perché quando succedono situazioni di questo tipo si rischia di tornare un pochino indietro, ma se si sono fatti degli studi, delle esperienze importanti, credo che questo sia un pochino più agevole. Io naturalmente poi ringrazio insomma, il Rettore, per quanto io stesso mi occupi di sostenibilità, almeno in campo agricolo, ma rappresenta l'università. Io ringrazio i colleghi del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, in particolare la professoressa Simeoni, che ha sempre curato questo tipo di argomenti e questo tipo di rapporto con il territorio, che per noi è importante. Territorio significa tutti gli attori che possono assieme costituire una diciamo, cooperazione win-win, che poi alla fine insomma 1 più 1 deve fare un pochino più di 3, ecco, sempre per rimanere in termini di energia. Credo che sia anche molto importante l'idea di aver fatto uno studio di fattibilità su un progetto pilota. Progetti pilota insomma, sono abbastanza importanti perché poi offrono e aprono delle prospettive senza magari la costrizione o il peso di dover avere una immediata ripercussione produttiva. Ecco, questo credo che sia molto importante, che sia udine anche a farsi, come dire, sede, diciamo, elettiva di questo tipo di azione, è altrettanto meritorio. Io quindi certo, anche il discorso del Green Steel, ma c'è anche l'azienda, l'ambito agroalimentare, quindi non solo il riuso dei rifiuti. Io credo che ce ne siano ampi spazi per cui questo tipo di attività credo che serva a renderci anche più consapevoli di dove dobbiamo indirizzare anche i nostri sforzi. E benissimo anche le attività di divulgazione e gli incontri con tutti, insomma, quelli che possono essere interessati, perché credo che questo renda anche la cittadinanza non solo più, cioè aumenti il benessere della cittadinanza, ma più consapevole. Credo che questo dovremmo averne come compito tutti gli enti che sono coinvolti in questo tipo di iniziative. È bene, ecco, che si possa anche attingere a finanziamenti europei, che significa stare in linea con quelle che sono le direttive dell'Europa. Quindi complimenti a tutti e buon lavoro naturalmente per oggi e per quanto verrà poi. Grazie. Grazie Rettore. E allora adesso chiedo all'ingegnere Nadia Vedova, collaboratrice del progetto europeo, di farci brevemente una panoramica di cos'è City Circle e anche alla luce dell'evento con tutti i partner tenutosi stamane, con tutti i partner del progetto stranieri. Prego Nadia. Di formazione appunto, sono di formazione un ingegnere, però insomma da più di una decina d'anni mi occupo della gestione e del supporto di progetti di cooperazione territoriale e anche di cooperazione internazionale. Scusate, il progetto City va avanti da solo? Sì, si autoproduce e autoconsuma. Il progetto City Circle, come diceva l'assessore, è un progetto europeo finanziato dal programma che si chiama Central Europe nella vecchia programmazione 2014-2020 e la tematica trattata è appunto quella dell'economia circolare e quando diciamo il progetto fu scritto credo che sia stata anche una visione, no? a ampio raggio e a lungo termine, perché l'energia e perché l'economia circolare diventa uno dei capisaldi di quello che l'Europa sigla come Green Deal, che è lo sviluppo che l'Europa ha deciso di intraprendere. Uno sviluppo verde, sostenibile, che appunto decide di consumare meno risorse e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ovviamente ora il panorama geopolitico che si sta ovviamente prefigurando ci dice che lo dobbiamo fare adesso e forse siamo in ritardo. Quindi una forte accelerazione rispetto a tutto quello che va verso il consumare meno risorse,
perché quello, insomma, i principi fondamentali dell'economia circolare questi sono: consumare prima le risorse alle origini e tutto ciò che prima consideravamo scarto adesso diventa una risorsa. Quindi il più possibile non cambiare, accelerare il paradigma, il cambiamento da un'economia lineare, così definita, che andava a estrarre, consumare e buttare via, ad una che invece ricerca di riutilizzare il più possibile. Il progetto vede al suo interno 11 partner provenienti da 6 paesi europei che sono i paesi eleggibili all'interno del programma. L'Università di Košice e Tuche, l'Università di Ingegneria e Architettura, è il lead partner del progetto, quindi il capofila. E come vedete, insomma, i partner provengono dalla Slovacchia, dalla Croazia, dall'Italia, dalla Slovenia, dall'Austria e dalla Germania. La cosa interessante di questo tipo di partenariato, per come è stato costruito quando, insomma, il progetto è stato presentato, è che all'interno di ogni singolo paese c'è l'abbinamento tra un partner pubblico e un partner tecnico. Questo ovviamente aiuta lo svolgimento delle attività di innovazione e ricerca, perché comunque il progetto è stato finanziato sull'asse innovazione. Quindi, e in più abbiamo anche dalla Germania un partner che ha curato principalmente tutta la parte di formazione. Le cose interessanti che avvengono all'interno dei progetti europei sono proprio questi. I livelli di lettura almeno sono molto diversi, no? Ci sono il livello, diciamo, internazionale europeo, nel cui c'è un grosso scambio di competenze e anche di brainstorming, nel senso che le sfide alle quali siamo tenuti a rispondere sono comuni, viviamo tutti nello stesso posto. Poi le risposte vengono calate però sul territorio a seconda delle esigenze del territorio stesso e delle risorse del territorio. Però il confronto a livello internazionale permette, a mio avviso, di trovare soluzioni innovative e interessanti. Il budget del progetto totale è di circa 2 milioni di euro e nel comune di Udine la quota parte di budget è appunto sui 200.000 euro circa. Quello che l'obiettivo principale del progetto è di approfondire, spingere in 5 piccole città, perché sono tutte piccole città della dimensione più o meno medio-piccolo, scusate, di Udine, e la circolarità, i principi dell'economia circolare. E l'azione, diciamo, principale che il progetto ha previsto è stato quello che in ogni città andava approfondita e analizzata un progetto pilota. I progetti pilota si sono dimostrati molto diversi nelle varie città di progetto. Ad esempio in Slovacchia hanno lavorato sul ciclo dei rifiuti delle mense scolastiche, quindi hanno fatto tutto un lavoro di analisi, mappatura di quelli che sono i rifiuti e di come poterli riutilizzare e di non sprecare. In Croazia invece si sono concentrati sempre sul ciclo dei rifiuti, che ovviamente sono il tema abbastanza cardine della questione economia circolare. Hanno lavorato invece sul mercato ortofrutticolo, cercando di definire i flussi di rifiuti e di come poterli riutilizzare. Kran invece in Slovenia ha approcciato, ha declinato, diciamo, l'economia circolare nella gestione del territorio in un'ottica di circolarità, perché ovviamente anche il territorio è una risorsa che non va sprecata. Mentre in Austria, ad Orbin, la circolarità è stata declinata e approfondita all'interno della loro strategia di specializzazione intelligente S3. Mentre, come si diceva prima, a Udine, diciamo, lo progetto pilota è lo studio di fattibilità per la simbiosi industriale che hanno seguito, come si diceva, APE e l'Università di Udine con la professoressa Simeoni. Quindi molto diversi, ma tutti con l'obiettivo principale di costruire quelle che saranno e dovranno essere in futuro le città circolari.
Il progetto pilota, cosa credo molto interessante, è stato comunque oggetto di una convenzione tra gli enti del territorio, come dicevano prima sia il sindaco che il rettore, il fatto che il territorio risponda e faccia comunque rete all'interno di un progetto appunto a livello internazionale. L'oggetto della convenzione poi ci ha visti incontrarci purtroppo online, perché come sapete il Covid non ha permesso di fare tanti incontri in presenza, però lo stesso siamo riusciti a fare dei sopralluoghi negli impianti, quindi anche questo tipo di relazioni che appunto si instaurano sul territorio. Ma diciamo l'altra attività, la grossa attività che il Comune di Udine ha fatto come ricaduta a livello locale è proprio 2 cicli di formazione, uno realizzato a giugno 2021 e uno realizzato tra gennaio e febbraio 2022. Il primo ciclo di formazione, che abbiamo chiamato Giugno Circolare, è stato dedicato come target principalmente ai consumatori e con questo abbiamo avuto come main partner Federconsumatori. Cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato 5 incontri online che si possono rivedere, le registrazioni sono disponibili sul sito sul canale YouTube del Comune, quindi se qualcuno avesse curiosità li può visionare. E abbiamo parlato di tutte quelle che possono essere gli stili di vita circolari di risparmio di risorse. E quindi abbiamo parlato di energia, abbiamo parlato del cibo, della spesa, perché anche quella è molto importante, e di come riutilizzare e riparare gli oggetti, di come ci si muove, perché anche la mobilità è un tema molto interessante, e ovviamente dei rifiuti, che sono sempre i principali attori di questi tipi di processi. Come vi dicevo, poi invece il secondo ciclo è stato più mirato ad un target di pubblica amministrazione e professionisti. Abbiamo pensato che potesse essere interessante approfondire i temi della circolarità all'interno appunto delle professioni e grazie alla collaborazione con l'Ordine degli Architetti, dei Pianificatori, dei Paesaggisti e dei Conservatori di Udine siamo riusciti a organizzare tutti questi 4 incontri. Nel primo abbiamo parlato appunto di architettura post-estrattiva e circolarità, avendo degli interventi molto interessanti da parte del Comune di Prato, che è anche all'interno di un network Urbact. Poi abbiamo parlato delle professioni del futuro, le professioni verdi, che sono quelle che si affacciano e che sono sempre più necessarie. Abbiamo approfondito con alcuni esperti del Ministero della Transizione Ecologica i GPP, quindi il Green Public Procurement, come all'interno di questo può essere spinta la circolarità, e l'ultimo incontro è stato realizzato con la collaborazione di Informest e abbiamo parlato di circolarità e programmazione europea. Anche questi 4 eventi sono stati realizzati online, quindi sono caricati sul canale YouTube del Comune, se avete piacere si possono visionare. La grande sorpresa che abbiamo avuto è che comunque ovviamente la tematica è stata centrale e centrata, e abbiamo avuto più di 1000 partecipanti. Questa mattina, come vi diceva l'assessore, c'è stato l'evento finale del progetto City Circle a livello di consorzio di partenariato, dove abbiamo presentato già in anteprima lo studio di fattibilità e quindi rilanciamo oggi pomeriggio invece il nostro evento. Quindi come un vecchio motto che si usava, no? Lavoro penso globale ma poi agisco localmente, no? Questo infatti è anche la simbiosi, quello che succede in progetti di questo tipo. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere chiara. Esiste un sito internet aggiornato dedicato al progetto se volete scaricare dei materiali, e soprattutto appunto gli eventi di formazione sul canale YouTube del Comune. Grazie. Grazie Nadia, e adesso incominciamo con gli interventi partendo da Michele Mion, quindi ti chiedo di venire qua, di accomodarti qua, c'è il microfono con i vari cappuccetti. Per l'esperienza del Kafka in questo progetto City Circle.
Bene, buonasera a tutti, buonasera Sindaco, buonasera Rettore, buonasera Assessore, buon pomeriggio, eccoci qua. Sono qui a portare i saluti del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Direttore Generale di CAFC e degli staff operativi. Ci interessano sempre molto queste esperienze perché sono estremamente arricchenti dal punto di vista professionale e tecnologico. CAFC ha partecipato e continuerà a farlo a progetti Interreg, a progetti di varia natura, in staff, in simbiosi, in partenariato con l'università, con altri studi, con ideatori di tecnologia, innovatori. Perché? Perché abbiamo bisogno di importare la tecnologia e applicarla, o meglio importare le innovazioni e applicarle rapidamente. Già ero venuto qua oggi con alcuni dati del nostro bilancio sociale e avevo la tabella dei rifiuti, e vedo che negli anni, secondo le indicazioni e le guide che ci vengono date, il rapporto tra i rifiuti prodotti, i rifiuti recuperati e i rifiuti smaltiti deve sempre migliorare e così passiamo a dati in continuo miglioramento. Il dato importante che è nulla deve andare in discarica si è ridotto nel 2020 a meno del 2% del globale dei rifiuti prodotti. Il biogas prodotto dai nostri cicli depurativi permette di produrre quasi 800.000 kWh e sono processi che utilizzano e depurano le acque, quindi fa parte del nostro ciclo dei servizi. Ma abbiamo un altro elemento importante che con felicità anche oggi vi do notizia. Nel 2022 abbiamo trasformato un prodotto che prima era rifiuto e doveva andare in discarica, poi da circa 10 anni lo portavamo ad altri impianti di recupero, ora dal 2021 e nel 2022 è materia prima seconda. Quindi abbiamo attuato il principio di cui stiamo parlando. E siamo contenti di questo e vogliamo continuare. Ben vengano questi rapporti tra istituzioni, tra enti, tra società, proprio per andare nel concreto e in applicare. Quindi in questi anni la rete tra noi messa in relazione ha prodotto una condivisione di dati, ha prodotto dei risultati che vorrò ascoltare subito con l'intervento successivo e mi auguro di poter applicare quanto prima tutti questi risultati perché sono fondamentali per proseguire in un'ottica green, in un'ottica sostenibile. Quindi ascolterò con molta attenzione la presentazione successiva e auguro a tutti buon lavoro e soprattutto ai prossimi lavori che usciranno con le nuove tornate. Grazie. Grazie Direttore. Chiamo la Presidente di NET, adesso Luisa De Marco, sempre per un intervento in merito all'esperienza condivisa col progetto. Se vuole usare l'altro microfono così dopo cambiamo questo. Va bene. Quello là. Posso toglierla? Sì. Sindaco, al Rettore, a tutti i partner di questo progetto, di questo interessante progetto. Io arrivo in NET da poco, sono arrivata in NET da poco, per cui arrivo a questo evento finale e apprendo, sono curiosa appunto di sentire i risultati da parte di questo studio di fattibilità curato dall'Università e dalla professoressa Simeoni. Ho sentito la struttura che da subito ha sposato, giustamente, perché se si parla di economia circolare un soggetto che si occupa di ciclo integrato dei rifiuti non può non esserci, ma diciamo che la struttura con entusiasmo ha sposato da subito questa ipotesi, questa convenzione e questa ipotesi di simbiosi industriale, anche perché è stato un momento importante di confronto e di crescita professionale, come ha giustamente detto l'ingegner Mion che mi ha preceduto. C'è stato un'importante forma di collaborazione tra enti che hanno fatto squadra con un obiettivo comune, che è quello di arrivare a uno sviluppo sostenibile
a un'economia sostenibile sia dal punto di vista ambientale, economico ma anche sociale, per cui io sono veramente non vado oltre perché arrivo adesso e non mi piace parlare di quello che non so, però NET, devo dire, con il Comune di Udine e tutti i sindaci, ha visto lontano già qualche anno fa, quando è partita anche con il discorso del biodigestore anaerobico, che proprio sposa appieno la filosofia dell'economia circolare, partendo col coinvolgimento di tutti, partendo proprio da la diligenza del singolo cittadino, che più riesce a differenziare la raccolta e più si riesce a produrre risultati interessanti da questo punto di vista. Per cui ringrazio per questa opportunità tutti i partner del progetto, ascolto con molto interesse e sicuramente NET c'è e ci sarà sempre per progetti di questo tipo, per collaborazioni con l'università, come ha ricordato il Rettore, ne abbiamo altre in campo e credo che una società pubblica che si occupa di ciclo integrato dei rifiuti deve assolutamente essere seduta al fianco di quanti lavorano per arrivare a raggiungere i famosi obiettivi dell'ecosostenibilità, che sono, insomma, per quanto oggi stiano traballando in qualche modo, noi non dobbiamo assolutamente perderli di vista. Quindi grazie ancora a tutti per questa opportunità e buon lavoro. Grazie Presidente, grazie a lei. E adesso un altro Presidente, Tommaso Ponti, per Udine Mercati, che ci ha visto coinvolto anche nei vari sopralluoghi fatti nei mesi precedenti. Questo microfono qui. Buonasera a tutti. Ci siamo, eccoci, scusate. Allora, Udine Mercati si occupa di gestire un mercato ortofrutticolo integrato e strutturato a livello regionale. Quindi il tema dei rifiuti è un tema assolutamente sensibile, perché tocca sia la sensibilità appunto di chiunque debba gestire dei rifiuti, ma anche perché impatta notevolmente sui costi di gestione. Detto questo, credo che questo tipo di progetto sia rilevante almeno per 3 punti di vista, a mio modo di vedere. Il primo è quello di un reale approccio a un'economia sostenibile, al Green Deal e quindi non al greenwashing, cioè a quei progetti di ecosostenibilità che siano realmente reali, scusate il gioco di parole, non siano delle bandiere. Un secondo tema è il tema del risparmio del tempo e della conoscenza, perché qualsiasi tipo di integrazione fra partner significa non soltanto un risparmio economico, ma un risparmio di tempo. Oggi siamo nell'economia della conoscenza e il valore delle informazioni è altissimo e solo attraverso questo tipo di integrazioni si riescono ad assumere informazioni e assumere delle decisioni strategiche con consapevolezza, perché viste da punti di vista diversi. E un ultimo tema è quello il concetto di progresso, che deve ormai essere integrato assolutamente con un'idea di non soltanto economico-finanziaria, ma di crescita personale, di sviluppo, di sostenibilità, di ecosostenibilità e di miglioramento della qualità della vita. Ecco, secondo me questo tipo di progetto, quando viene fatto con trasparenza e con partecipazione sincera di tutti, deve soddisfare almeno questi 3 punti e mi pare che lo stia facendo. Per cui grazie a tutti e soprattutto a chi l'ha pensato e l'ha portato avanti con tanto sacrificio. Grazie Presidente. Adesso chiamo Letizia Daronco, legale rappresentante di Federconsumatori, per anche lei un saluto, che ci ha visto supportarci tantissimo negli incontri, soprattutto di Giugno Circolare. Ok, allora devo fare una doverosa premessa, nel senso che Federconsumatori Friuli Venezia Giulia si occupa da tantissimi anni dei temi comunque dell'economia circolare sostenibile. In questi anni si è attivata con tantissimi progetti anche ministeriali e regionali, appunto per redigere anche delle guide, in particolar modo fino ad adesso per il contrasto allo spreco alimentare, che è un tema molto sentito, e anche per la mobilità circolare che abbiamo nominato prima.
La proposta e l'occasione è arrivata in un momento particolarmente propizio l'anno scorso, perché contestualmente, congiuntamente ad Adiconsum, stavamo portando avanti un progetto appunto ministeriale che si occupava appunto del tema dell'economia circolare. Quindi diciamo che questa possibilità, che il nostro portava avanti l'idea di sportelli ad hoc comunque su tutto il territorio regionale, per permettere alla cittadinanza di accedere direttamente a fare appunto domande o richiedere materiale divulgativo. La sinergia che si è creata con tutti gli altri attori appunto di questa realtà territoriale ha portato a potenziare notevolmente quello che poteva essere il risultato che potevamo raggiungere da soli. Quindi assolutamente grazie per aver potuto rendere possibile appunto un potenziamento della idea che abbiamo, che è quella, la finalità paideutica di educare comunque il consumatore a diventare sempre di più protagonista, quindi attore nelle proprie scelte, che siano sempre più comunque consapevoli e che siano finalizzate non solo al proprio interesse, perché comunque l'economia circolare è anche nel proprio interesse per magari la salute, per la questione appunto dell'alimentazione sostenibile, ma anche di risparmio. Penso all'etichetta energetica, ad esempio, che si tratta molto spesso questo tema nei nostri sportelli, ma anche nell'interesse appunto della collettività e nell'interesse dell'ambiente, per cui assolutamente, come hanno detto le altre realtà, ben vengano queste occasioni e speriamo appunto di continuare così per cercare di rendere ancora più possibile il coinvolgimento appunto del consumatore, che è quello che può alla fine cambiare e indirizzare anche le scelte delle aziende verso appunto un approccio molto più green, come abbiamo visto che sta accadendo in tantissimi ambiti. Quindi grazie mille. Grazie Letizia, e chiudiamo questa prima parte di racconto condiviso, così l'abbiamo intitolata, con il presidente degli Ordini degli Architetti Paolo Bon, e a seguire partirà la sessione un po' più tecnica con gli interventi di Ape, il direttore Matteo Mazzolini e della professoressa Simeoni. Buonasera a tutti. In pochi minuti ovviamente è difficile aggiungere qualcosa a un tema così importante e così centrale per tutti noi, però io ci tenevo a essere presente per dire quanto siamo contenti di partecipare a questa iniziativa e quanto riteniamo sia in qualche modo possibile per la nostra professione, per l'architettura, per la disciplina dell'architettura, essere utile a questo processo di economia circolare. Almeno per due motivi: perché si parla di città, la città è al centro di questo ragionamento sull'economia circolare, la città che riteniamo sia il modello sostenibile per questo tipo di approccio, il modello sostenibile dell'abitare, un po' il tema della Biennale ultima che forse avete visto, e quindi credo che su questo non serva aggiungere altro. E l'altro motivo è perché al centro di questo modo di operare c'è sicuramente il progetto, che è il nostro modo di ragionare, cioè questa possibilità di cercare di pensare alla qualità e alla durata. Quindi il progetto che è finalizzato a qualità e durata, che credo sia al centro dell'economia circolare. Poi i nostri progetti, insomma la nostra disciplina si occupa della pianificazione, della mobilità, si occupa degli spazi pubblici, si occupa delle residenze. Quindi speriamo di poter dare il nostro contributo e vi ringraziamo sinceramente. Una cosa volevo aggiungere: abbiamo già preso, visto il successo della conferenza che c'è stata a gennaio, in cui ha partecipato anche l'assessore all'urbanistica del Comune di Prato, abbiamo già preso accordi abbastanza definiti a questo punto con l'Ordine di Prato e con l'architetto Teclè per continuare il ragionamento sulla rigenerazione urbana che Prato sta portando avanti con grande convinzione e che speriamo in qualche modo di emulare, perlomeno per quanto è possibile dal nostro punto di vista. Grazie. Grazie Presidente. E adesso dalla teoria alla pratica, quindi lo studio di fattibilità con il primo intervento. Saluto il Sindaco e il Rettore, grazie. Quindi chiedo a Matteo Mazzolini, Direttore di Agenzia, grazie Rettore, per l'Ape, di accomodarsi per il tuo intervento. Puoi usare tranquillamente quelli.
Buonasera. Noi dell'Agenzia per l'Energia tradizionalmente ci occupiamo di efficienza energetica. Qui parliamo anche di efficienza delle risorse, no? Questi sono i due pilastri della strategia europea per quanto riguarda la transizione verde. L'efficienza energetica da molti anni rappresenta un driver molto forte per quanto riguarda lo sviluppo della comunità europea e noi riteniamo che questo sarà il decennio anche in cui si cercherà di coniugare efficienza energetica con efficienza delle risorse. Le risorse sono finite e quindi, soprattutto in un contesto come quello attuale, in cui anche i prezzi sono molto volatili delle risorse, diventa fondamentale ragionare su come massimizzare il loro utilizzo, mantenerle il più a lungo possibile all'interno del ciclo di vita, riutilizzarle. In questo senso, questo progetto, quando lo abbiamo pensato insieme all'amministrazione comunale di Udine e col contributo dell'università, ci ha offerto l'opportunità di trovare un focus molto ben preciso sul settore dell'energia. Sul nostro territorio regionale noi abbiamo fatto uno studio nel 2018, che è attualmente nelle mani della Regione. Esiste, mi permetto di dire, un mare di energia che va perduta sotto forma di calore. Energia che viene prodotta all'interno delle nostre fabbriche, all'interno in diversi settori di attività e che per varie ragioni non è possibile utilizzare al 100%. Una delle ragioni forse è stato che in passato anche il prezzo dell'energia non è stato così alto e quindi potevamo permettere di sprecarla. Oggi questo ragionamento è sempre meno valido e c'è sempre più la volontà di andare a recuperare tutti questi rivoli di energia in ogni settore di attività. Diceva giustamente il Presidente dell'Ordine degli Architetti, l'ambiente urbano rappresenta un po' l'ambito ideale per l'economia circolare. È vero, è stato uno dei ragionamenti alla base di questo progetto quando lo scrivevamo, ovvero cominciamo dalle città, in particolare dalle città periferiche dell'Europa centrale, no? Quindi non dai grandi centri, Milano, Roma, ma da quelle cittadine di provincia in cui effettivamente si svolgono tante attività e in cui anche il discorso della prossimità tra diversi servizi permette di individuare più facilmente dei circoli, no? Di economia, dei loop, quindi la possibilità di chiudere questi anelli di circolarità in breve spazio. Questo è un po' il caso di Udine, in cui effettivamente nella zona industriale sud, grazie anche all'esperienza dell'università, abbiamo individuato due realtà che si trovano praticamente contermini, NET e CAFC, e che hanno, diciamo, all'interno dei loro processi produttivi degli, potremmo chiamarli avanzi, dei residui, no? In termini energetici. E l'idea è stata perché non proviamo a ragionare insieme e a massimizzare invece l'utilizzo di queste risorse. Poi, come sempre, l'appetito viene mangiando, il ragionamento si è allargato, ne parlerà poi la professoressa Simeoni, e tra gli scenari che sono stati elaborati dall'università ce n'è uno particolarmente ambizioso e interessante che permetterebbe effettivamente di sfruttare al 100% queste risorse. Questo progetto di simbiosi industriale, perché prendiamo due realtà industriali e le coinvolgiamo in un processo simbiotico, no? In cui una si avvantaggia dell'altra, lo vedrete, ci sarà uno scambio, ci può essere uno scambio sia di energia che di materia tra le due realtà. È molto interessante perché permette di esemplificare questo discorso, no? Sulla circolarità. Questo è un aspetto molto importante ed è un tema, diciamo, che è stato trattato dal progetto, ovvero quello di sviluppare all'interno del tessuto urbano, disseminare le informazioni e sviluppare una nuova coscienza su quella che è la necessità in questo momento di passare, come diceva l'assessore, da un'economia tradizionalmente lineare. Finora abbiamo utilizzato le materie prime, le abbiamo trasformate, le abbiamo usate, poi quando non ci servivano più le abbiamo smaltite. Un percorso circolare, no? Quest'ultimo passaggio, quell'ultimo step, dobbiamo cercare di evitarlo il più possibile e
come dicevo, allungare la vita delle risorse, mantenerle il più possibile all'interno della vita utile. Quindi questo processo, che è un processo prettamente culturale, è estremamente importante, perché questo cambio di paradigma, noi abbiamo individuato un focus che diciamo si presta molto bene a quelle che sono le nostre competenze, il nostro campo di esperienza, ma è importante che venga interiorizzato da tutti i singoli individui, no? Perché poi cominci su vasta scala un ragionamento su come effettivamente questa circolarità può essere applicata nella vita quotidiana, no? Nella gestione delle risorse, nel commercio e nei servizi, voglio dire, nel settore della produzione primaria e via dicendo. Quindi un obiettivo importante di questo progetto è stato proprio quello di creare una base culturale con cui sia possibile ragionare sul territorio per produrre una visione per il futuro. Ecco, il progetto ha prodotto anche questo, una visione strategica per il territorio del Comune di Udine. Per noi si declina principalmente nel settore energetico, che oggi insomma è alla ribalta, ma lo vogliamo declinare anche negli altri settori di attività. I rifiuti sono sicuramente un altro settore, come è stato detto, molto sentito per tutte le problematiche che si portano dietro, ma anche le opportunità. Tutto il campo di attività dei sottoprodotti è un tema molto dibattuto da anni, che richiederà anche avanzamenti legislativi, ma sicuramente vi sono tutta una serie di risorse, permettevi di chiamarle così, che troveranno nuova vita in futuro, e il tessuto urbano può essere un campo ideale dove coltivare queste idee. Ecco, quindi è stato prodotto una visione, un piano di azione per il territorio comunale, questo è un altro risultato di questo progetto, e fin dall'inizio con i miei collaboratori abbiamo voluto ragionare anche sull'inserimento del comune e della sua comunità all'interno di catene di valore transnazionale, di network internazionali. In questo momento è molto importante scambiare conoscenza ed esperienza con gli altri territori della comunità europea. Questi progetti danno questo tipo di opportunità. È stato molto interessante, no? Confrontarsi con i tedeschi, con gli olandesi, con i finlandesi, un po' con mezza Europa, vedere cosa succede da altre parti, capire se queste iniziative potevano essere trasferite qui da noi e in che modo dovevamo declinarle perché potessero avere successo. Un punto molto importante è quello dell'incontro tra la domanda e l'offerta nell'ambito dei sottoprodotti. Molte aziende si stanno interrogando, ma io oggi ho questa cosa che tratto come un rifiuto, però potrebbe magari essere utile a qualcun altro. È logico che qui inserirsi all'interno di catene di valore europee è strategico, perché se il mercato, diciamo, locale è limitato, quando ragiono su scala europea magari trovo qualcun altro che è interessato a questo sottoprodotto. Quindi tutto questo è stato declinato all'interno di una piattaforma web che è quasi pronta, si chiama grow-circular.eu. Qui c'è una piattaforma che si occupa di matchmaking, quindi favorire l'incontro tra domanda e offerta, ma anche di modelli di business. È, diciamo, un archivio in cui potete trovare tante informazioni per approfondire i vari aspetti. Ci sono anche i progetti pilota, questi rappresentano lo step concreto in questa direzione, e qui a Udine noi abbiamo scelto l'ambito dell'energia e dell'ambiente. Perché? Perché per noi è strategico, penso per il futuro. Noi abbiamo comunque un settore secondario che è ad altissima intensità energetica e quindi per noi questo fattore è davvero critico per lo sviluppo futuro delle attività economiche sul nostro territorio. È un piccolo contributo, però che penso vada nella direzione giusta, nella direzione circolare. Ringrazio il Dipartimento Politecnico di Ingegneria, a cui abbiamo affidato l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità, e penso che insomma i risultati che sono emersi siano assolutamente di interesse. Auspico insieme al Comune, abbiamo trovato veramente un'ottima collaborazione, devo ringraziare l'assessore perché
l'ho vista veramente appassionata questo discorso e mi ha fatto molto piacere e spero che col Comune si possa continuare, perché come ho detto in questo decennio ci saranno molte risorse finanziarie disponibili per questo tipo di investimenti a livello europeo. Noi siamo già attivi, la stiamo già cercando per continuare lo sviluppo, abbiamo appena predisposto un altro progetto che è già stato preparato e quindi io credo che lavorando con determinazione riusciremo a concretizzare quello che oggi è solo uno studio di fattibilità, come diceva l'ingegner Mion del CAFC, ma vogliamo vedere anche le cose concrete, no? Perché questo è il primo step indispensabile, ma ci interessano i fatti. Grazie. Grazie, rimanga pure qua che così... E chiedo alla professoressa Simeoni di accomodarsi, così... Fate cambio tu e lei? No, rimani, lei deve andare al computer. Buonasera a tutti. Chi mi conosce sa che mi piace iniziare gli interventi parlando dell'università e da dove veniamo, perché così facendo riuscite anche a capire perché affrontiamo sempre così di prima persona il territorio. Molto spesso gli accademici hanno una terza missione che è legata più al trasferimento di studi teorici sull'applicazione del territorio, ma l'Università di Udine non è così. L'Università di Udine mi piace ricordare che è una giovane università e se vedete la cartina sembra essere proprio al centro dell'Europa. E è giovane perché nasce nel 78 nell'ambito del piano di ricostruzione del terremoto del Friuli Venezia Giulia che l'ha colpito nel 76. E è giovane ed ha una caratteristica unica in Italia, è l'unica università italiana che nasce per volontà popolare. Siamo gli unici voluti dal popolo ed è per questo motivo che per noi la terza missione, alla pari della prima e seconda missione di ricerca e di didattica, è per noi molto importante e molto sostenuta da tutti i rettori che sono passati dall'inizio della nostra storia fino adesso. La volontà è quella di risolvere le complessità, soprattutto che sono nate in un territorio colpito dal disastroso terremoto e quindi ci siamo subito strutturati per risolvere delle situazioni complesse ed è per questo motivo che all'interno della nostra università noi abbiamo un po' tutte le competenze in maniera tale da poter affrontare una problematica non solo dal punto di vista ingegneristico ma anche dal punto di vista di diverse competenze che pensano in modo diverso e che quindi la soluzione che si incrocia non è mai 1 più 1, ma non è sempre 2, ma è sempre più di 2. In questa ottica abbiamo affrontato una serie di problematiche del territorio e sempre nell'ottica di sistema. Siamo partiti negli anni 90 con l'analisi dei distretti industriali su richiesta a quel tempo proprio dei distretti industriali per risolvere delle criticità sul territorio. Anni 90 era il grosso problema nel distretto principalmente del mobile, della sedia di Trieste, dei rifiuti, degli scarti che non trovavano collocazione e per la pericolosità di qualcuno. E l'università si è offerta e si è messa a disposizione del territorio per studiare degli impianti che consentissero un recupero ottimale dei materiali. E 2 sono le realtà poi che sono effettivamente nate. Uno è un recupero di materiale dagli scarti del legno per fare nuovi prodotti e l'altro invece è il recupero energetico, un impianto quindi di termovalorizzazione di tutti quegli scarti industriali derivanti dal distretto del mobile e che non trovavano collocazione. Negli anni successivi il lavoro sempre di
di risoluzione di problemi territoriali si è spostato verso il distretto del mobile di Pordenone, individuando lì nell'area industriale la possibilità di creare degli impianti di servizio a servizio proprio di tutte le aziende. Servizio che erano di depurazione delle acque in quel caso, e la possibilità di recuperare quota parte dell'energia proprio dagli scarti di calore. Come diceva l'ingegner Mazzolini, dopo vedrete che è un aspetto che ha segnato moltissimo alcune delle scelte che sono state fatte. Anni 2010, passiamo al parco agroindustriale. L'energia elettrica e termica inizia ad acquistare un peso rilevante e l'efficientamento dei sistemi, soprattutto nel campo agroalimentare, dove la richiesta di energia frigorifera richiede ingenti capitali, è stato proposto uno studio. Questo al momento non è ancora stato realizzato, la realizzazione di una smart grid che consente di servire la maggior parte dei prosciuttifici, scambiandosi il fabbisogno e le disponibilità, quindi bilanciando il sistema, grazie a un sistema trigenerativo e di scambio di energia costituito da delle reti e degli impianti di cogenerazione a switch. Lo ricordava prima il sindaco, nasce nel 2014, ma l'idea che l'università ha avuto risale al 2004, quando anche in quel caso, come in questo caso che stiamo studiando, veniamo a conoscenza che c'è la necessità di ristrutturare l'ospedale, compresa la sua centrale termica. In quell'ottica quindi si è pensato di recuperare lo scarto del calore che l'ospedale non utilizzava, proprio in ottica simbiotica, per usi civili. Ed è stato la prima rete, diciamo così, è stata costruita nel 2014, e in questo caso è stato molto interessante il processo che ha portato alla realizzazione dell'intervento, che è proprio la volontà degli attori di realizzare l'opera. È una delle opere più interessanti a livello europeo ed è l'unica centrale simbiotica territoriale che parte da un ospedale. Quindi abbiamo anche, è vero che è piccola, ma abbiamo un primato a livello europeo. È stata costruita anche in maniera interessante. Tutti quelli che hanno pensato si sono resi protagonisti all'interno della sua realizzazione, ed è così che si costruisce la simbiosi. Non si può solo fare lo studio, ma bisogna mettersi in gioco. Affinché questo succedesse, l'università ha deciso di spegnere le proprie centrali e rendere così economico un primo anello di realizzazione di un teleriscaldamento. Perché l'ha fatto? Perché con questo primo anello dava la possibilità di successivi anelli da costruire, e questo poi si è realizzato, come vedete, che è arrivata finalmente quasi a regime nell'implementazione degli anni, e come diceva il sindaco prima, siamo arrivati all'ultimo anello che ha collegato anche le scuole. Ho voluto rimarcare il processo che abbiamo fatto perché a fine della mia presentazione sarà quello che conterà per il futuro, le modalità con cui gli enti che si sono sempre dimostrati attivi in questo processo continueranno proprio per la realizzazione successiva. Tutte queste modalità di approccio integrato non sono altro che quella che viene adesso chiamata simbiosi industriale. La simbiosi industriale è semplicemente una interazione tra diversi impianti con un unico obiettivo, che è quello di minimizzare le risorse. Risorse intese come scarti, come rifiuti, come acqua, come energia, e condividendo non solo
la parte di flussi, ma anche le competenze e le conoscenze delle diverse aziende. Questo è fondamentale, il mettere assieme non solo la parte fisica, ma anche la testa e le conoscenze delle diverse persone. Solo così si riesce a creare realmente la simbiosi. E la professoressa Chertoff Miriam dell'Università di Yale, che è una delle prime che ha teorizzato proprio la simbiosi industriale, dice appunto che per la realizzazione della simbiosi industriale la cosa più importante è, prima di tutto, l'individuazione di un'opportunità, di una sinergia. Ma disponibile su che basi? Beh, geografica oppure economica. E l'altro aspetto imprescindibile è la collaborazione tra le imprese. E in questo campo quindi la simbiosi industriale come si pone? Si pone come uno strumento di chiusura dei cicli delle risorse e quindi di fatto come uno strumento per realizzare l'economia circolare. Lasciatemi fare un attimo un po' di accademia. Oggi la simbiosi industriale è una strategia chiave della Comunità Europea. Vi ho riportato questo grafico che riporta le pubblicazioni sulla simbiosi industriale dagli anni 90 agli anni 2020. Come vedete, e in corrispondenza sulla parte alta vi ho fatto vedere quando è partita l'Università di Udine con una serie di progetti di simbiosi industriale. E quello che voglio farvi vedere, non che l'Università di Udine siamo delle eccellenze, ma più che altro che siamo in un territorio che di natura, per natura, è simbiotico. E quindi il proporre impianti simbiotici già in tempi non sospetti e portarli a casa è stato facile perché il territorio è pronto per queste cose. È un territorio che già SECAP dei primi del Novecento, che abbiamo le prime reti che collegano gli impianti idroelettrici. Malignani è di casa nostra, le centraline idroelettriche sono 1800-1900, per cui dal punto di vista dell'efficienza e dell'utilizzo del nostro territorio devo dire che abbiamo proprio una cultura dell'energia. E proprio per quello abbiamo anche osato nella scelta degli scenari che abbiamo analizzato. Quando nasce il progetto? Ha già ripercorso Matteo gli anni, erano il 18-2019, quando vi ho riportato l'ultimo aggiornamento di uno studio fatto dal Politò, nel quale valutava il calore distribuito all'interno nel contesto italiano. Al di là dell'utilizzo, che è la parte soprastante, mi interessa porre l'attenzione sulla parte sottostante questa slide, ossia le fonti di calore che vengono utilizzate. Allora, geotermia, solare termico e cogenerazione, ma guardate l'ultima immagine. La maggior parte di calore disponibile è dovuto a calore di recupero scarto dai processi industriali. Il colore della cartina vi dice già quale sarebbe la fonte rinnovabile da poter riutilizzare. E su questo ci siamo concentrati. Nello stesso periodo un progetto della Comunità Europea ha stilato un Atlante individuando, qui ho fatto lo screen della parte proprio di Udine, individuando fabbisogni termici e elettrici delle varie città. E come vedete nella zona di Udine ci sono delle belle aree di sovrapposizione dei carichi. Un'altra novità che ci ha fatto pensare alla possibilità di una simbiosi è quello che dicevo prima, la presenza di un'opportunità. L'opportunità nasce dalla conoscenza del fatto che l'impianto di depurazione delle acque aveva necessità di inserire degli essiccatori per
per l'essiccazione dei fanghi, per migliorare le caratteristiche dei fanghi, e il costruendo impianto di digestione anaerobica, del quale l'università in realtà era già a conoscenza, perché nasce da una collaborazione con l'università. L'opportunità è quindi di valutare l'integrazione dei due impianti in un unico hub di servizio che consentisse di scambiarsi materia ed energia e, perché no, valutare la possibilità di distribuire l'eccesso in modo simbiotico sul territorio. Come abbiamo lavorato? Beh, prima di tutto sicuramente la partecipazione di tutti. Abbiamo cercato di organizzare tutte le fasi del percorso che abbiamo fatto, facendo partecipare di volta in volta o tutti gli attori o parte degli attori presenti. Perché? Perché ci sono fasi che vanno condivise con tutte le persone, ma ci sono fasi più decisionali che bisogna avere un partenariato un po' più ristretto. E qual è stata la modalità dello studio? Beh, avevamo già il nostro goal definito, che era valutare la connessione in maniera simbiotica degli impianti, e abbiamo fatto delle assunzioni, delle quali vi parlerò più dopo, per l'impostazione base dello studio di fattibilità. Ma vi anticipo solo una cosa, che la volontà non era quella di fare un mero studio di fattibilità, che l'università generalmente non è la persona più idonea per farlo, ci sono degli studi professionali per fare questo, ma era la volontà di costruire un reale sistema di supporto alle decisioni e quindi un reale sistema che consentisse anche in altre realtà di far comprendere quali soluzioni, anzi a far capire al decision maker quali soluzioni fossero percorribili e come le sue scelte incidono sulla soluzione stessa. Le altre fasi dello studio sono proprio quelle tipiche di un sistema di supporto alle decisioni, quindi l'elaborazione dei dati, l'individuazione di possibili scenari di studi e la valutazione delle alternative. Valutazione che abbiamo voluto fare nell'ottica della sostenibilità, quindi non uno studio di fattibilità puramente economico, ma uno studio di fattibilità visto nell'ottica della sostenibilità, quindi con 3 funzioni obiettivo legati al risparmio energetico, legati alle emissioni e reparti ovviamente la parte dell'economia. Una volta fatto questo abbiamo giocato un po' noi a essere i decisori per far capire bene come funziona lo strumento e abbiamo preso e abbiamo ipotizzato di aver definito di concerto dei prezzi di scambio delle energie coerenti con, potrebbero essere anche il primo passo di discussione per una condivisione delle risorse, per far vedere le soluzioni che potrebbero nascere con questi valori. Le ipotesi quali sono state? Beh, il primo must era quello che lo studio doveva cercare di recuperare in cascata le energie, proprio nel concetto di simbiosi industriale, quindi valutazione degli eventuali sprechi e valutazione degli eventuali utilizzatori. La seconda cosa è quello che vi ho anticipato prima, ossia creare uno studio di fattibilità che avesse una metodologia che potesse essere ripercorsa in altri studi, anche in contesti non analoghi a questo. Ed è per questo che non vi tedio con la schematizzazione, ma sostanzialmente anche il metodo è costituito come un sistema di supporto alle decisioni. C'è una prima fase di valutazione dei dati. Questi dati non vengono semplicemente raccolti, ma vengono già in questa fase confrontati con degli indicatori di riferimento che derivano
o da casi similari oppure da letteratura. Questo fa sì che già in fase iniziale si possano individuare o delle criticità, quindi degli indicatori che siano fortemente distorti e quindi individuano già delle inefficienze, oppure degli indicatori che definiscono già la bontà di alcune soluzioni già in essere. Queste vengono confrontate con il territorio. Ogni realtà deve essere posta nel suo territorio e da questo nascono le possibili combinazioni di integrazione tra gli impianti e le varie parti. La fase di modello vero e proprio ha due aspetti. Uno è l'approccio classico, quello che si fa con carta e penna e si valuta il primo studio di fattibilità, i primi valori. Ma quello sostanzialmente noi non l'abbiamo fatto perché abbiamo preso i progetti che ci sono stati dati dai vari attori che ne facevano parte. L'altro aspetto invece, l'altro metodo è quello simulativo. Abbiamo utilizzato la simulazione, dopo vedremo come, perché? Perché proprio in un contesto, come dicevamo, in cui l'energia ha dei prezzi che variano con una rapidità che non è possibile neanche, non è possibile costruirci un trend, allora abbiamo deciso di inserire dentro i costi dell'energia come variabili di incertezza e farli variare tra un prezzo minimo e un prezzo massimo. Pensate che il costo dell'energia negli ultimi anno e mezzo è cresciuto del 375%, per cui qualsiasi persona avesse fatto un piano finanziario 2 anni fa o 3 anni fa sarebbe completamente stravolto. E proprio questo abbiamo voluto inserire dentro, cioè abbiamo voluto valutare quanto fossero robuste le soluzioni al variare proprio dei costi del mercato. E dopodiché abbiamo aperto, diciamo così, le soluzioni, ossia non uno studio di fattibilità legato solo ai 2 impianti, ma l'individuazione di possibili soluzioni tra i 2 impianti che però consentissero un'evoluzione successiva, quindi che fossero come il primo anello del teleriscaldamento di cui vi parlavo prima. E proprio per questo abbiamo un attimo analizzato l'area che, come vedete, a parte la parte tecnica, le aree tecniche che si trovano nelle vicinanze degli impianti, potete vedere che è principalmente la zona rossa è zona industriale, con alcune parti che vedete in rosetto, purtroppo non si vede molto bene, che sono di tipo residenziale. Per cui è una zona mista industriale urbana. Analisi dei dati. Siamo partiti dall'analisi dei 2 impianti. 2 impianti molto diversi come studio, perché mentre l'impianto di Kafka è un impianto ormai funzionante da anni, per cui dati ne avevamo sostanzialmente, l'impianto di NET è un impianto in via di definizione, per cui dati relativi al funzionamento, le curve di carico, non era possibile averle. Siamo quindi partiti dal dato di progetto e dall'idea che c'era alla base del revamping degli impianti di NET. Il revamping di NET, che era a suo tempo stato pensato anche assieme all'università, rappresenta già bene un concetto di economia circolare. Infatti gli impianti sono pensati in maniera tale che l'impianto del trattamento dell'interferenziato recuperi la parte ancora organica e la porti nell'impianto di digestione anaerobica. Quindi lo scarto di un impianto diventa materia prima dell'altro, producendo in questo caso l'energia elettrica e termica che serve per il funzionamento dell'impianto. Questo impianto è poi alimentato dalla raccolta differenziata dell'organico che prosegue anche questo all'interno di digestori per produrre quindi un biogas che viene
subisce un upgrading a metano e viene utilizzato all'interno dei mezzi di raccolta dei rifiuti e dall'altra parte immesso in rete. Questa è la situazione dell'impianto previsto da NET. Nella tabella sottostante vi ho riportato i dati principali, ma che non ci soffermiamo. Quello che è stato necessario fare per questo impianto è calcolare il carico termico e il carico elettrico del funzionamento dell'impianto, cioè provare a simulare un reale funzionamento dell'impianto, perché è solo lì che capisco effettivamente lo scambio di energie che ci possono essere. E l'abbiamo fatto grazie anche al supporto di alcuni colleghi della LUT University in Finlandia che ci hanno, visto la loro esperienza in questo settore, ci hanno supportato nella definizione della produzione sostanzialmente del metano che ne può derivare e anche dalla parte della logistica, sull'utilizzo proprio nei mezzi di trasporto. Come vedete, vi faccio due osservazioni. Una è l'energia elettrica e l'energia termica in surplus. Come vedete c'è la possibilità per NET di cedere quota parte dell'energia elettrica e quota parte dell'energia termica. Per cedere l'energia elettrica non è un problema, visto che abbiamo le reti, l'energia termica va ad aumentare quel colore violetto che avevamo prima nella slide che ci diceva delle perdite di calore e quindi potrebbe essere recuperato. Una cosa interessante che abbiamo individuato dello studio in realtà sono due. L'impianto è effettivamente pensato in questo momento per operare stand alone, nel senso che le logiche di gestione sono quelle di ottimizzazione della produzione del metano da mandare in rete. Perché? Perché ha un prezzo incentivato e perché quindi ha un prezzo attualmente drogato rispetto al mercato e l'altro aspetto è la scelta del cogeneratore. Abbiamo notato dalle nostre simulazioni che bisogna fare un attimo attenzione al rendimento del nostro cogeneratore. Il dato previsto è il 43%, ma dalle simulazioni effettuate abbiamo individuato che facendo attenzione al tipo di cogenerazione e scegliendo un cogeneratore che garantisca un 45% di rendimento, che è alto però non altissimo, consentirebbe la copertura dei carichi anche nei momenti più difficili. Quindi riuscirebbe a coprirsi completamente il fabbisogno, per cui una prima indicazione interessante. CAFC, c'è poco da dire, è un classico impianto funzionante che fa la depurazione delle acque e dalla linea dei fanghi recupera il biogas, come diceva prima l'ingegner Mion, che recupera per produrre l'energia che serve a coprire quota parte dell'impianto. Anche questo impianto è in fase di ammodernamento. Per il carico termico e il carico elettrico la ricostruzione è stata molto più semplice perché avendo anni di lavoro è stato sufficiente condividere i dati. Dall'altra parte invece è stato più importante per noi cercare di simulare il funzionamento di questa nuova linea di essiccazione dei fanghi, perché di fatto va a incidere sulla parte energetica degli impianti. Nel progetto previsto viene essiccata in una serra, una classica serra solare, quindi viene sfruttato i raggi solari per un'essiccazione con la presenza di fotovoltaico e una pompa di calore che viene utilizzata nel momento in cui c'è necessità di ulteriore calore. In questo caso, essendo realizzato con pompa di calore, l'energia elettrica da integrare risulta essere molto rilevante.
La quota parte di calore da integrare, visto il sistema ottimale che hanno scelto nella configurazione, è veramente una quota minima sostanzialmente. Bene, quindi che cosa abbiamo visto da questa cosa? Che c'è effettivamente qualcuno che ha bisogno e qualcuno che ne ha di più, e quindi ci sono le basi. Abbiamo detto che quindi la nostra volontà era quella quindi di analizzare quello che abbiamo detto uno scenario endogeno di facility hub, quindi la creazione di un hub di servizio che connettesse gli impianti di trattamento rifiuti delle acque e rifiuti solidi. Abbiamo cercato però, abbiamo detto, di individuare quelle soluzioni di integrazione che potessero ampliare il suo utilizzo. Ed ecco qui che siamo andati ad analizzare un po' la zona industriale vicino. Nella figura sotto vedete che c'è la zona degli impianti e la zona industriale vicino, la zona annonaria, dove appunto c'è il mercato ortofrutticolo. Dalla zona del mercato, poi torno indietro nell'altra parte, abbiamo individuato i fabbisogni termici, elettrici. Termici sono particolarmente irrisori, mentre l'elettrico è abbastanza consistente, che è l'elettrico che serve per le celle frigorifere, che per la conservazione delle merci. La cosa interessante è che anche Udine Mercati è in fase di ristrutturazione, c'è la volontà di costruire nuove celle adiacenti alla struttura che vedete lì riportata, e quindi un ulteriore incremento in fabbisogno di energia elettrica. Abbiamo pensato anche a un'altra cosa, al di là della zona industriale ci sono altre utenze interessanti, e nella zona che vedete cerchiata in verde c'è un fabbisogno termico di 10 megawatt sostanzialmente, in un'area abbastanza ristretta comunque. E vedete anche dalla slide quello che ricordava prima il sindaco, il fatto di avere le acciaierie nella parte sottostante, e quindi una fonte di calore stimata in 200 megawatt. E quindi la possibilità di, possiamo utilizzare anche questo, integrando gli impianti. Queste sono state sostanzialmente i tre scenari che abbiamo analizzato. Il modello. Non vi ho riportato il modello matematico perché potrebbe essere noioso, ma mi piace farvi capire come funziona. Non abbiamo fatto una soluzione. Abbiamo cercato per ciascuna variabile, fatto un design of environment, cioè creato per ogni variabile uno spazio all'interno della quale questa può muoversi, quindi non un unico valore, ma una serie di valori ripercorribili e realmente attuabili, derivanti da che cosa? Da studi di variazioni del mercato o da studi di letteratura che ne riportavano gli andamenti negli anni, e quindi siamo riusciti a trovare dei range di valori dentro i quali fare variare. Una volta fatto questo, abbiamo sostanzialmente modellato e ricostruito il modello matematico che ripercorresse i flussi di energia e i flussi economici presenti tra i due impianti. Una volta fatto questo, abbiamo deciso le nostre funzioni obiettivo. Abbiamo detto, le soluzioni che troviamo devono contemporaneamente massimizzare i flussi di cassa del sistema, devono minimizzare le emissioni di CO2 e devono massimizzare il risparmio di energia primaria. Devo recuperare tutto quello che posso da quello che ho. Il modello di ottimizzazione, poi abbiamo utilizzato un algoritmo genetico perché ci consentiva di arrivare più rapidamente alle soluzioni, ma il modello di ottimizzazione è stato implementato in un software che ci consente di calcolarle contemporaneamente. E che cosa individua questa? Individua delle curve, ve le faccio vedere qui. Individua una serie di punti che rappresentano
ognuna una configurazione del sistema, ognuna una configurazione che ha un determinato prezzo, ha un determinato prezzo dell'energia, costo, percentuale di rifiuto all'interno, ma che risponde a tutte e tre le funzioni obiettivo. Questi vengono chiamati fronti di Pareto e vi ho riportato quelli che ottimizzano, diciamo così, Udine Mercati, quelli del teleriscaldamento, quello dell'hub della sinergia tra CAFC e NET e quello che ottimizzano, diciamo così, il recupero dell'energia totale. Quindi capite che voi avete in questo grafico, cliccando sopra, ogni punto vi dice quanta energia, quanto guadagna uno, quanto guadagna l'altro, quando perde uno, quanto deve essere grande il cogeneratore, quanto deve essere il rendimento, a che prezzo devo cedere l'energia termica, a che prezzo devo cedere l'energia elettrica, a che prezzo acquisto dal teleriscaldamento. Quindi ogni soluzione, quindi non avete una sola soluzione, ma avete tante soluzioni. Ma perché si è voluto fare questo? Proprio perché nell'ottica della sostenibilità ci deve essere poi la condivisione di tutti gli attori e quindi tutti gli attori devono essere in grado di capire che cosa significa per loro una soluzione piuttosto che un'altra, non una sola soluzione imposta. Allora, per far capire bene un po' il modello, come funziona, abbiamo ipotizzato noi di scegliere dei prezzi. Abbiamo fissato dei prezzi di acquisto dei vari reflui, delle varie energie e li abbiamo presi, tutte le variabili di costo variano da un minimo storico fino a 1 centesimo meno del prezzo del mercato. Quindi tutti i costi che noi abbiamo comunque valutato sono inferiori ai prezzi di mercato. Questo perché? Perché è inutile essere competitivi con un metano o comunque qualcosa che è, anche se devo dire la verità, questi prezzi sono prima delle ultime esplosioni del costi dei combustibili. Bene, abbiamo fissato i costi e a quel punto siamo andati a vedere quali erano le soluzioni percorribili. Allora, la prima è sostanzialmente la parte sopra, il funzionamento di NET. Funzionamento di NET con un cogeneratore da 1 mega, che è quello che hanno previsto loro, e se vedete nella parte sottostante scambia l'esubero che abbiamo visto prima con CAFC. Esubero che può essere utilizzato proprio nella parte di essiccazione. Questo che cosa comporta sostanzialmente? Beh, dalla parte dello scambio termico e del cogeneratore nulla di particolare, ma quello che dai costi emerge che il vantaggio di NET è sostanzialmente di una leggera perdita economica rispetto all'invio del biogas a biometano, perché a fronte di una perdita di 120.000 euro ha un guadagno di 72.000 euro. Ma va però precisato che mentre il metano è a un prezzo drogato e quindi chissà quando e se rimarrà a quel valore, questo è un prezzo certo, medio, sotto il prezzo di mercato, quindi è sostanzialmente diverso. Quello che si vede da parte sua CAFC è in questa situazione comunque la necessità di integrare energia elettrica dalla rete e comunque una riduzione dei costi attuali rispetto a quelli che ci hanno dato del 12% e una riduzione del fabbisogno energetico da fonte tradizionale del 25%. Quindi una prima integrazione potrebbe essere interessante. Vi ho riportato il risparmio di energia primaria e la riduzione delle emissioni che si ottengono dall'integrazione di questo impianto. Quindi dal punto di vista della fattibilità è fattibile, richiede una
un leggero sacrificio da parte di NET, nel senso che ho una perdita, anche se non consistente, ma consente quindi una maggior robustezza della soluzione di NET, perché come dicevo prima è assolutamente rivolta alla produzione di biometano per autotrazione e quindi diciamo estremamente rigida a variazione di mercato. Questo gli consentirebbe di dare flessibilità. Allora abbiamo detto, bene, ma noi riusciremmo con NET a rendere CAFC autonomo dalla rete? E allora abbiamo detto, per fare questo dobbiamo vedere quanto potrebbe essere più grande il motore cogenerativo. L'attuale situazione, proprio perché è volta alla produzione di biometano, la linea di NET è pensata come per sfruttare solo la parte di FORSU per la cogenerazione, della frazione organica putrescibile per cogenerazione, e la parte invece di FORSU destinarla tutta a biometano. L'idea è, ma se effettivamente comunque riesco a vendere l'energia nel paternariato, perdo quota parte di fondi da biometano, ma gli vendo l'energia elettrica. Ecco quindi che abbiamo fatto una simulazione per capire la taglia ottimale del motore. E cosa abbiamo guardato sostanzialmente? Abbiamo guardato la taglia del motore relazionata al risparmio di energia primaria. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che sopra i 3 megawatt non ho più alcun risparmio. E quindi il motore che abbiamo scelto, vedete qui i pallini neri sono il fronte di Pareto, è dell'ordine di 1,5 megawatt, oltre il quale io non ho più un risparmio di energia primaria. Con un motore di una taglia di 1,5 megawatt, la mia cogenerazione di NET comunque rimane uguale. E che cosa ottengo? Ottengo che CAFC copre il suo fabbisogno di energia con l'energia di scarto sostanzialmente e la vendita dell'elettrico, con un costo che proprio per come l'abbiamo impostato è il 50% in meno del prezzo del mercato. Slegandosi quindi dalla logica del costo dell'energia elettrica e del costo del metano. Dall'altra parte NET che cosa deve fare? Destinare quota parte del metano che viene mandato ad autotrazione alla produzione di energia. E questo che cosa comporta? Comporta sì una riduzione dei metri cubi destinati a biometano, con una perdita economica di 630.000 euro. Questo lo confrontiamo dopo, anche perché, se vedete, è una perdita economica di un 360 euro, ma per contro ha un introito da produzione di energia e anche da immissione in rete, perché ovviamente la produzione è in esubero rispetto all'assorbimento di CAFC, di 700.000 euro. Quindi è vero che ne perdo 300.000, ma ne guadagno 400.000 di fatto. Vedete comunque che è leggermente aumentato anche la riduzione delle emissioni, manca la I, e il risparmio di energia primaria sostanzialmente. Quindi dal punto di vista ambientale questa è una soluzione migliore. Però il fatto di aver creato questa soluzione con questo cogeneratore un po' più grande mi mette nelle condizioni di avere ulteriore energia in surplus e molta energia termica in surplus. E anche di energia elettrica. E lì a quel punto abbiamo detto, allora proviamo a integrare Udine Mercati. Udine Mercati che cosa fa sostanzialmente? È un carico abbastanza piccolo rispetto alle produzioni, per cui l'idea è stata quella di collegare Udine Mercati nella maniera più facile, quindi attraverso il consumo di energia elettrica e quindi l'utilizzo di chiller classici di energia elettrica. E con questa soluzione, che è la più semplice ma è anche la più difficile da perseguire a mio avviso, si riesce a coprire completamente il fabbisogno anche di
Udine Mercati, con una riduzione dei costi per Udine Mercati, compresa l'ampliamento, del quasi 40%. La situazione di CAFC rimane uguale a quella di prima sostanzialmente, e anche qui migliora ancora un po' i nostri aspetti energetici ambientali. Rimane comunque il problema, se per l'energia elettrica non è un problema l'immesso in rete, la dissipazione, seppur il costo non sia esorbitante, ma è sempre una perdita di energia, e in questo caso molto più consistente che se avessero il motore da 1 megawatt. E a questo punto abbiamo ripensato al discorso proprio che diceva il sindaco prima, dello studio di fattibilità, che mi pare comunque che stia andando avanti, di collegamento con un teleriscaldamento che collega l'acciaieria alla zona sud di Udine. E quindi abbiamo inserito all'interno del modello la possibilità di integrare questo surplus all'interno della rete di teleriscaldamento. Questo è futuribile, però quello che volevamo fare era capire la situazione che penso adesso con 1,5 megawatt. Ha senso se pensata anche in un altro momento con una rete di teleriscaldamento? E la risposta sostanzialmente è sì, nel senso che oltre ai guadagni che ho dalla produzione dell'upgrade di metano, c'ho anche un guadagno consistente nella vendita del calore. Vendita del calore che abbiamo adottato ad un prezzo che è medio rispetto anche ai costi dei teleriscaldamento che si vedono, che ci sono adesso, ce n'è tanti disponibili anche sulla rete. In questa situazione allora abbiamo detto, proviamo a vedere che cosa succede se invece di questo motore qui gli lasciamo quello da 1 megawatt. Ci migliora o ci peggiora la situazione? In questo caso abbiamo detto, se togliamo quello da 1 megawatt non abbiamo energia elettrica da dare a Udine Mercati. Ecco quindi che cambio le macchine all'interno di Udine Mercati e gli metto degli assorbitori, macchine che fanno il freddo dal caldo, e quindi dalla rete di teleriscaldamento prendo il calore che mi serve per fare il freddo all'interno di Udine Mercati. La soluzione è risultata anche questa conveniente, un po' peggiore per CAFC nel senso che deve integrare ovviamente l'energia elettrica mancante, e anche per Udine Mercati un po' meno performante dal punto di vista dei costi di copertura dei fabbisogni energetici, perché consente una riduzione del costo di solo il 13% contro quasi il 40% della soluzione precedente. La soluzione precedente ha una difficoltà realizzativa, che è quella che è fattibile assolutamente, ma è quella che dovrebbe essere collegata direttamente da un cavo elettrico tra NET e Udine Mercati, quindi un cavo da più o meno 700 metri, e questo non l'abbiamo considerato, però il costo di questo non l'abbiamo considerato all'interno dello studio. In estrema sintesi, vi ho riportato su questa slide tutti i dati in maniera di fare un ragionamento assieme. Come vedete, la soluzione di 1 mega, tutte le soluzioni alla fine sono percorribili e vanno bene. Quindi importante è la scelta della condivisione. Voglio tutto o posso perdere un po' io, un po' CAFC, o può perdere un po' il comune, o può perdere un po' Udine Mercati? Il gioco sta tutto lì adesso, ma con un motore da 1 megawatt c'è la possibilità di recuperi un po' più, diciamo così, limitati, ma fattibili dal punto di vista economico, energetico, ambientale. Con il motore leggermente più alto, dal mio punto di vista NET sarebbe più robusta, perché si distacca un po' da questa necessità di produrre biometano ad un prezzo
drogato, che è un dato estremamente incerto e che rende rigido il funzionamento dello stesso impianto. E dall'altra parte dà la possibilità invece, come vedete, nel motore da 1,5 megawatt e un futuro sviluppo di una rete di teleriscaldamento, comunque di avere degli introiti molto più consistenti rispetto alle perdite subite per la mancanza di biometano. Va considerato che nel calcolo del biometano abbiamo sempre garantito la produzione di biometano per i mezzi di raccolta e anche molto in esubero rispetto alle necessità. Ovviamente vi ho fatto vedere uno spaccato, quello che per noi potrebbe essere una soluzione interessante. La prima, quella sul megawatt, perché non va a stravolgere drasticamente le situazioni attuali, rafforzando le due posizioni. Una un po' più ottimale su 1,5 megawatt, ma che richiede delle volontà da parte degli attori. Io avrei terminato e vorrei ringraziare per la collaborazione che hanno dato CAFC e NET, soprattutto nella raccolta dei dati, nella disponibilità, nonostante la pandemia, a incontri virtuali per risolvere delle situazioni di difficoltà di ottenimento dei dati o di poter costruire delle curve che potessero rappresentare esattamente i funzionamenti degli impianti. Bene, grazie professoressa. Quindi lascerei aperto il dibattito, se ci sono delle domande. Chiedo se mi dai una mano con il microfono da poter, così non lo tocchiamo in tanti, da dare già. La Presidente di NET dovrebbe fare l'intervento. Sì, io volevo chiedere, ho cercato di seguire con tanta fatica, dico la verità, ma nel calcolo della convenienza economica delle varie ipotesi, il costo degli investimenti necessari è stato tenuto conto o perché non abbiamo parlato? Nel caso della simbiosi dei singoli impianti sì. Nel caso dell'integrazione con Udine Mercati, come dicevo, non è stato considerato il costo dell'infrastruttura e il costo dell'allacciamento invece viene considerato all'interno dello studio di fattibilità del teleriscaldamento, perché è un onere che è a carico del. Molto interessante, assolutamente di pregio e direi che ci obbliga a ragionare, a sederci un tavolo e fare delle serie riflessioni per i prossimi anni, per i prossimi investimenti. E chiedevo magari anche al direttore Mazzolini se per attuare queste sinergie tra società, tra enti diversi, tra pur partecipate di uno stesso comune, no? Le barriere societarie che devono approcciarsi a una nuova idea progettuale, a una nuova simbiosi, appunto mi viene da replicare questo termine, trovino dal punto di vista amministrativo, legislativo, delle corsie preferenziali, se possano trovare, non vorrei aver buttato un sasso molto grande, ma tante volte le barriere amministrative sono ferree e il gesso che ci buttano addosso è talmente vincolante che i pensieri sono bellissimi e troviamo delle difficoltà di attuazione. Quindi approfondiremo sicuramente in altra sede gli aspetti tecnici perché meritano. Volevo approfittare per porre questo quesito. Grazie. Sì, il tema, ho detto prima che in Friuli, come anche ha fatto vedere la professoressa Simeoni, c'è un mare, no, di calore di scarto, cioè veramente tanto. Adesso non voglio citare dati perché poi magari per tanti non vorranno dire niente, no? Se citiamo i numeri, però vi dico che è veramente tanto. Di questo ne abbiamo discusso approfonditamente con la Regione.
Perché? Perché ci sono tutta una serie di indicazioni che ci arrivano dalle direttive comunitarie, dalla RED 2, dalla ED, quindi proprio ci sono delle indicazioni chiare su dove devono essere concentrati gli investimenti e devo dire che la Regione ha dimostrato sensibilità sul tema. Attualmente è in corso una revisione del piano energetico regionale e il direttore centrale Canali mi ha assicurato che ci sarà un capitolo che integrerà tutte queste considerazioni. Perché? Perché dai vari tavoli di lavoro a cui abbiamo partecipato in questi anni, una delle barriere da superare è l'investimento iniziale in infrastrutture, no? Perché? Perché rappresenta un po' le ossa, no? La carne è l'energia, poi quando sono da realizzare le infrastrutture sono le ossa che sono da portare in ammortamento, eccetera. Quindi da più parti ci è stato chiesto sempre, una richiesta simile alla sua, se effettivamente la Regione, che di fatto è l'ente con un portafoglio più grande, diciamolo così, può intervenire soprattutto per ridurre un po' i tempi di payback delle infrastrutture nei piani economico-finanziari. E la risposta è positiva. Cioè, la Regione ci ha detto che ha tutta intenzione di entrare in gioco in questo campo con un programma di finanziamenti. E questo dal punto di vista, diciamo, molto concreto, no? Di quello che quando si decide poi di effettivamente, una volta validata l'idea e una volta rassicurati dai dati che sono stati ottenuti nelle varie simulazioni, si decide ok, andiamo avanti col progetto, quindi definiamolo a livello esecutivo e poi decidiamo una partnership per fare l'investimento, no? Quindi io non so dire i tempi sono sempre un po' opinabili in questi campi, però direi che la strada è tracciata e credo che qui troveremo risorse, come ho detto anche prima nella mia presentazione. Troveremo risorse anche in campo europeo, se, come è stato fatto per il progetto dell'ospedale, riusciremo ad abbinare dei contenuti innovativi, no? a quello che proponiamo. Però, insomma, io ci conto che questo progetto vada avanti con la realizzazione. Devo dire che, come ho detto prima, abbiamo trovato nel Comune di Udine un'amministrazione che ci crede e che è stata veramente proattiva nel sviluppare questo discorso e quindi direi che le condizioni ci sono. Adesso un po' dipende da noi. Noi come agenzia stiamo già cercando risorse per continuare il lavoro. È logico che muovendoci in un ambito istituzionale e quindi non con una logica di puro profitto, le cose sono un po' più lente. Sì. Questo sì. Poi dal punto di vista amministrativo, non so se lei facesse riferimento anche a altri tipi di barriere nei rapporti, diciamo, societari, però qui secondo me è veramente, noi dobbiamo ragionare sulla base delle funzioni obiettivo definite dall'università e quelli sono i numeri, cioè lì c'è poco da discutere. Si tratta forse di discutere lo share che si vuole prendere uno e che si vuole prendere l'altro, però con quei numeri lì direi che è chiaro che è assolutamente un progetto meritevole di essere realizzato. Non so se ho risposto a quello che voleva sapere. Posso integrare un attimo, Matteo? Se può essere d'aiuto, noi stiamo lavorando adesso su un progetto con la Regione, è sempre finanziato da un progetto europeo e la volontà è quella, assieme al nostro Dipartimento di Giurisprudenza, è quella proprio di individuare, è stata individuata come un'attività di attuazione del piano energetico regionale, la predisposizione di modelli per implementare, all'interno del quale la Regione finanzia, di implementare logica di partenariato, di PPI, partenariato per l'innovazione. Quindi a noi ci sono state richieste proprio e
terminerà, adesso dobbiamo realizzarlo, poi c'è un anno di prove sul territorio prima che possano essere utilizzate apertamente, ma la volontà è quella di creare delle linee guida e modalità per i quali partecipare a questi partenariati pubblici-privati nei quali quota parte dei finanziamenti vengono dati alla Regione, superando tutte quelle difficoltà normative che derivano anche dalla legge sugli aiuti di Stato, che è quella predominante in queste situazioni che crea dei rallentamenti. Quindi stiamo lavorando su questo assieme ad altri Stati proprio per trovare una linea guida che possa essere condivisa non solo a livello italiano ma anche replicabile in tutto il contesto europeo. Quindi la volontà, rimarco quello che ha detto Matteo, la volontà assolutamente c'è anche da parte della Regione di finanziare questa tipologia di interventi e sta cercando le modalità. Bene, sì, esatto. Se non ci sono altre domande... Ah sì, Presidente? Poi Udine Mercato. Riformulo la domanda che aveva fatto il collega prima, chiedendo se dal punto di vista legislativo, oltre che amministrativo, ci sono dei vincoli. Cioè, non so se si rientri in qualche modo in una sorta di produzione di energia o qualche cosa del genere. So per esempio che c'è un tema specifico che dovrebbe essere affrontato dal governo per le comunità energetiche e non so come rientri questa tipologia di... Questo Matteo. Grazie. Sì, le comunità energetiche finora sono state declinate sempre come sulla produzione elettrica, ma in realtà la direttiva non specifica se elettrica. Possono essere anche comunità energetiche termiche, quindi che scambiano calore al loro interno. C'è indubbiamente un problema con gli aiuti di Stato, sappiamo che ci sono dei limiti, ma quando l'energia diventa... Allora, la produzione di energia è un'attività industriale, cosiddetta di mercato. Quindi quando effettivamente io produco energia e la vendo per fare profitto, allora c'è un problema di aiuti di Stato, no? Però se esistono tutta una serie di deroghe, e qui stiamo parlando comunque di soggetti che operano all'interno di un contesto pubblico o parapubblico, e dall'altro lato non è detto che voi dobbiate essere quelli che vendono l'energia al consumatore finale, cioè ci può essere un soggetto intermedio, che poi è la configurazione classica, no? Quindi un soggetto intermedio che professionalmente fa quel mestiere lì e che quindi diventa l'interfaccia con i consumatori finali, e che è logico che in una logica di partenariato pubblico-privato deve entrare in un ragionamento del genere. Quindi i modelli di business sono molteplici, ma le soluzioni ci sono già state applicate. Dal mio punto di vista, come diceva la professoressa, il discorso veramente che bisogna portare sul tavolo è il modello di condivisione dei profitti e degli oneri. Ecco, lì bisogna... Per questo era una delle premesse, no? Fatte nelle slide iniziali, ci vuole collaborazione per le simbiosi industriali tra chi prende parte, una disponibilità, un'apertura mentale a ragionare, sapendo appunto che i benefici ci sono, possono essere benefici, anzi direi devono essere anche benefici economici, ma ci sono anche benefici ambientali che insomma non possiamo più trascurare. Ecco. Poi io dico sempre, i benefici ambientali sono sempre molto ben voluti quando c'è la sostenibilità economica, no? Se non c'è la sostenibilità economica, insomma, questa società funziona così, quindi non dobbiamo essere ipocriti. Ecco. Dal punto di vista tecnico, prima le comunità energetiche potevano essere fatte con al massimo 200 megawatt adesso dovrebbe essere stato alzato a 1 megawatt. Nelle comunità energetiche comunque rimangono tutti gli stessi problemi. Certo.
Cioè, bisogna scegliere un modello di business. Certo. Perché il legislatore non ha detto qual è il modello di business da applicare cioè la comunità energetica può essere una cooperativa, può essere un'associazione, può essere una società. L'importante è che ci sia una condivisione, cioè ci sono degli oneri da sostenere, ci sarà un piano economico finanziario anche lì per gli investimenti e ci deve essere una redistribuzione dei profitti che vada a remunerare logicamente il capitale investito e eventualmente la comunità energetica non nasce con scopi di fare profitto, ma nasce con scopi mutualistici. Quindi ecco, questo è da tenere presente se si ragiona in termini di comunità energetica. I produttori professionali di energia non possono partecipare alle comunità energetiche. Bene. Allora, se non ci sono altre domande, ricordo che questo materiale, questo lavoro, questo studio della professoressa poi sarà comunque disponibile per chi lo vorrà ricevere. Noi abbiamo anche tutte le mail prese all'entrata. E la collaborazione del Comune di Udine è massima. Io ringrazio tutti i partner, ringrazio tutti voi e vi auguro una buona serata. Grazie.